Bene, un buongiorno a tutti, un benvenuti alla presentazione di una rassegna che mira a far conoscere due prodotti enogastronomici ancora forse da scoprire nel nostro territorio. Se infatti l'asolo prosecco superiore di OCG è ormai un richiamo assai noto a livello nazionale e internazionale, non altrettanto, o non ancora almeno, lo sono Recantina e Tartufo del Grappa, che auspico possano presto assurgere a simboli altrettanto famosi del nostro patrimonio, non solo materiale, ma anche culturale e paesaggistico, contribuendo allo sviluppo del turismo dei nostri territori. Quella che coinvolge la Recantina è in realtà una riscoperta, infatti, dell'unico vitigno autoctono del Montello e dei Colli Asolani, arrivato sino ai nostri giorni e presente in queste terre fin dall'antichità. A lasciare la prima documentazione scritta fu nel 1697 Giacomo Agostinetti, che nella sua opera 110 ricordi che formano il buon fattor di villa cita la Recantina come una delle migliori varietà coltivate nel Trevigiano. Dopo 2 secoli di fama, l'attacco della fillossera decretò una sorta di scomparsa della Recantina, che rivive oggi grazie al lavoro di alcuni produttori che ne hanno compreso le potenzialità. Oggi sono circa 20 gli ettari dedicati e grazie a 14 cantine locali fanno parlare di 40.000 bottiglie immesse annualmente nel mercato. Simile sorte che toccò al tartufo nero del Grappa. Le testimonianze più antiche risalgono alla Repubblica di Venezia. Alla fine del Seicento, a Crespano del Grappa, si teneva la fiera del tartufo locale e in una guida datata 1780 si parla delle tartufole, cioè tartufi prodotti tra Cornuda e Romano del Zelino. Il disboscamento a cui fu fatta oggetto l'area del Grappa fino alla fine dell'Ottocento e le conseguenze della Grande Guerra nel tempo hanno modificato l'habitat del tartufo, facendolo quasi scomparire. Oggi il graduale rimboschimento del Grappa, insieme al lavoro di gruppo di appassionati che ha consentito al tartufo di riemergere letteralmente. La produzione annua si aggira circa ai 2 quintali con un prezzo medio di 700 euro al chilogrammo per l'uncinato e di 250 per l'estivo. Lo scorso anno, a conferma dell'apprezzamento ricevuto sin da subito della rassegna Recantina e Tartufo del Grappa, il numero di adesioni è stato notevole. 500 le presenze registrate nelle 6 serate, oltre 700 le richieste di partecipazione, con più di 200 persone in lista d'attesa. Devo ringraziare l'amico Simone Rec, presidente della strada del vino Asolo e Montello, per aver dato vita a una manifestazione che non ha solo uno scopo edonistico, ma che consente piuttosto di scoprire il territorio, la sua storia, attraverso i suoi prodotti enogastronomici. Simone veramente, lo conosco da qualche anno, veramente ha una visione e una capacità anche di programmare e di aggregare ai suoi progetti veramente prodotti e persone di altissima qualità, e questo glielo riconosco perché insomma ne ho viste di cose che ha fatto negli ultimi anni e veramente Simone Rec ha una marcia in più e che è utile sicuramente per far conoscere il nostro territorio. Quindi cedo la parola all'amico Simone Rec, presidente della strada del vino Asolo Montello. Grazie Presidente, io tanto ringrazio il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, che non è la prima volta che ci ospita qui per presentare le nostre iniziative. Ed è un piacere essere qui anche oggi, visto che siamo anche al photo finish per quanto riguarda la Par Condicio. Recantina e Tartufo del Grappa, siamo alla seconda edizione di questo progetto che è nato in seno alla Strada del Vino lo scorso anno. L'anno scorso erano 6 ristoratori, le richieste e le aspettative, diciamo le richieste e poi la progettualità è andata anche oltre le nostre aspettative proprio per il numero di persone che voleva aderire e anche quello che è stato il riconoscimento mediatico è stato importante. Vorrei citare, prima di entrare un po' nel merito, anche tutti gli attori coinvolti, sì, Strada del Vino Asolo Montello, ma abbiamo anche il Consorzio Tutela dei Vini Asolo Montello, il Tartufo del Grappa, e quindi poi che parleranno, abbiamo l'Ascom Commercio di Treviso, la Coldiretti di Treviso con gli agriturismi di Terra Nostra, naturalmente il patrocinio della Regione, del Consiglio regionale della Regione Veneto, la Confraternita Vini Asolo Montello e l'acqua di fonte perché appunto è un'acqua naturale che viene imbottigliata nel nostro territorio e ci accompagna in questo percorso che inizierà
il 30 di ottobre con la prima serata e finirà l'11 di dicembre. Sono 7 serate in altrettanti ristoranti, una settimana, dove porteremo tutte e 14 le etichette di Recantina prodotte all'interno del nostro territorio, quindi 2 per serata, e riusciremo a portarle tutte. Ogni serata sarà presentata appunto da un giornalista, un presentatore che ci porterà alla scoperta di questo vitigno, ma saranno coinvolti i produttori del vino, gli chef, perché ogni piatto va raccontato. Sono serate dove è un'esperienza, è anche un'esperienza di crescita culturale, quindi è giusto raccontare i prodotti del nostro territorio. Assieme a questo, quest'anno, dal 20 al 23 di novembre c'è un focus con gli agriturismi di Terra Nostra che si cimenteranno in alcune ricette, in alcuni piatti col tartufo de grappa abbinati sempre alla Recantina, sempre per dare maggiore impulso, visto che la nostra ristorazione tra Asolo e Montello sui 17 comuni che rappresentiamo è non solo ristorazione dei ristoranti, ma c'è una forte presenza anche degli agriturismi legati anche alla figura dell'agrichef, e dopo il presidente Lorenzo Di Miranda avrà modo di spiegarci al meglio. Strade del Vino che continua in questo percorso di valorizzazione dell'enogastronomia, quindi anche come percorso turistico, di valorizzazione turistica che stiamo facendo. Siamo in un territorio che nel 2000 non abbiamo ancora i dati, diciamo, parziali del 2025 naturalmente, ma i dati 2024 nei nostri 17 comuni parliamo di 300.000 presenze turistiche. L'enogastronomia, quindi il vino, le visite in cantina, il mangiar bene, i ristoranti, gli agriturismi, la fanno da padrone come attrattore turistico, quindi vuol dire che la maggior parte dei turisti sul nostro territorio vengono per i prodotti tipici, dove le cantine, i ristoranti e gli agriturismi sono i primi luoghi che accolgono i turisti e gli fanno scoprire i prodotti tipici del territorio. E cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo naturalmente di chiaramente sorpassare il successo dell'anno scorso, di avere anche la stessa risposta anche da parte del mondo giornalistico e dei media che avremo su questa rassegna, per poter dare poi, non è tanto per noi come Strada del Vino, ma per poter dare poi soddisfazione ai produttori, soprattutto ai produttori di Recantina, di chi è partito più di 10 anni fa con questa riscoperta di questo vitigno, ci ha creduto, ha tenuto duro e oggi deve avere anche una soddisfazione nel vedere promosso, valorizzato il proprio prodotto, come il tartufo de grappa. Il tartufo de grappa con cui, qui c'è Bruno che è il presidente dell'associazione Tartufo de Grappa, e l'anno scorso con lui e la Regione Veneto abbiamo iniziato un percorso di valorizzazione, promozione e tutela di questo tartufo. Il Monte Grappa è anche territorio MAB UNESCO, quindi ha un riconoscimento dell'UNESCO come riserva della biosfera. Il tartufo è prodotto che ha chiesto di essere tutelato e riconosciuto al MAB UNESCO del Monte Grappa, e a breve arriverà anche questo tipo di riconoscimento. Ed è giusto, non è un tartufo coltivato, è un tartufo raccolto, ed è giusto dargli la giusta valorizzazione. Grazie anche a questo percorso con Strada del Vino è stato inserito fra i 6 tartufi veneti da Veneto Agricoltura, quindi è ufficialmente entrato fra i tartufi riconosciuti dalla Regione tramite Veneto Agricoltura. Io ora chiamerei a salire sul palco qui con me Giovanni Cetta, che rappresenta il Consorzio di Tutela Vini Asolo Montello, quale consigliere del consorzio, nonché consigliere anche della Strada del Vino, e quindi prego Giovanni che ci racconterà del Consorzio di Tutela e un po' i numeri della Recantina. Bene, grazie Presidente. È un piacere e, oltre che anche un dovere, essere, parte di questo connubio tra la Strada del Vino e il Consorzio di Tutela Montello Colli Asolani. Un consorzio che tutela, promuove e valorizza ben 3 denominazioni all'interno del territorio Asolo-Montello. Sicuramente la più blasonata, la più famosa è quella del Prosecco Superiore, ma non da meno ci sono come tutela anche il Montello Rosso a denominazione di origine controllata e garantita, e la schiera del Montello e Asolo DOC, all'interno di cui si configura praticamente questo vitigno, come abbiamo capito prima dalle parole di chi mi ha anticipato, questo particolare vitigno, che effettivamente rischiava di essere perduto per vari aspetti, tipo quelli che sono stati i fenomeni di filossera a fine Ottocento, piuttosto che altre fisiopatie. Grazie alla caparbietà, alla volontà e alla determinazione di alcuni produttori si è riusciti a recuperare, riprendere
questo importante vitigno che qualcuno, come me del resto, lo identifica come il nostro orgoglio rosso delle nostre cantine. Un vitigno che già nella sintassi del nome la dice lunga, nel senso Re Cantina, come abbiamo capito all'inizio, essere un vitigno che storicamente era, diciamo, il rifornimento di quella che era il bacino di utenza della Repubblica di Venezia. Era un vino tra i più blasonati. Re Cantina, appunto riscoperta da poco, attualmente consta di una superficie coltivata appena di 24 ettari, censiti negli ultimi dati di produzione, e con una produzione che si aggira su circa 35.000 bottiglie. Sicuramente una produzione di nicchia, ma di alto valore aggiunto, che con determinazione i produttori e il consorzio, e grazie anche a questa sinergia con Strada del Vino, stiamo cercando caparbiamente di voler tutelare, promuovere e far conoscere. Non da meno, anche grazie a un incontro tecnico che si è svolto nella splendida cornice dell'Abbazia di Nervesa l'ultimo 11 luglio scorso, in collaborazione con l'Accademia del Vino è stato fatto un importante convegno appunto per la, diciamo, conoscenza, la valorizzazione e la proposta di questo nobile vitigno, sicuramente autoctono per quello che riguarda la nostra zona, il nostro territorio, le nostre denominazioni. Per ultimo vorrei anche ricordare che, fatalità, in questa occasione del prossimo fine settimana, quindi 11 e 12 di ottobre, ci sarà, in occasione della celebrazione del 40° della fondazione del Consorzio di tutela Asolo Montello, una celebrazione che vedrà la possibilità di degustare tutte le produzioni proposte, tutelate e valorizzate dal nostro consorzio, assieme a tutte quelle piccole produzioni locali che sono orgoglio e manifestazione importante del nostro territorio. Grazie. Grazie Giovanni. Re Cantina, tartufo, quindi chiamo qui Bruno Ceccato, Tartufo del Grappa, a parlarci della storia del tartufo. Grazie a tutti voi, grazie Presidente. Ci siamo sposati con questo progetto, Re Cantina che è un prodotto che era sparito nel tempo, e Tartufo del Grappa, un prodotto che era un prodotto di nicchia nel 1700 con fiere e mercati nell'Asolano e nel Crespano del Grappa. Un prodotto un po' particolare, che dopo descriverò la particolarità del prodotto. Nel 1700 facevano queste fiere dove austro-ungarici e veneziani venivano apposta ad Asolo e ad Crespano ad acquistare questo prodotto. Un prodotto molto particolare, definito anche afrodisiaco. Dovute alle grandi guerre, le distruzioni, costruzioni di trincee, i disboscamenti, il Grappa dal 1920 non si è più parlato del tartufo. A distanza di 100 anni, il ripopolamento delle piante autoctone, la natura ha fatto il suo percorso, ritroviamo questo diamante nero. Oggi è già 11 anni che esiste un'associazione a Pieve del Grappa, stiamo portando avanti questo progetto, ringrazio il Presidente, il Connubio, per farlo conoscere proprio nei ristoratori e al turismo. La particolarità del tartufo del Grappa è che nel massiccio del Grappa la montagna è una montagna singola, carsica, ventilata da 2 fiumi, Brenta e Piave. Questa ventilazione crea un microclima che di conseguenza dà un prodotto un po' diverso da altri tartufi. Veneto Agricoltura l'ha riconosciuto da quest'anno, ne siamo fieri, stiamo proseguendo con questa particolarità di questo prodotto che è molto delicato a livello olfattivo, io lo definisco un tartufo un po' per tutti, però persiste un buon sapore in bocca. Questa è la particolarità del tartufo del Grappa. Ringrazio la vostra collaborazione, con questo progetto sarà modo di abbinare vino e tartufo, 2 prodotti spariti nella storia e ritornati che oggi meritano di essere considerati. Grazie di tutto. Grazie Bruno. Invito il direttore dell'Asco Masolo e Montebelluna a salire sul palco per un saluto e presentare anche questa collaborazione con i ristoratori. Saluto comunque che c'è in prima fila seduto anche il presidente dei ristoratori del Montello, Ezio Guizzo, presidente dei ristoratori del Montello a tavola, che anche loro fanno parte dei ristoratori compresi in questa nostra rassegna per il 2° anno.
Grazie Presidente e buongiorno a tutti. Allora, come Ascom credo che uno dei nostri principali compiti è quello di costruire relazioni, sinergie, intercettare le disponibilità e anche le peculiarità che un territorio propone. L'iniziativa della Strada del Vino con il Re Cartina e Tartufo ha trovato proprio questo binomio. Ha messo insieme dei prodotti e ha coinvolto il mondo della ristorazione e con piacere anche quest'anno la collaborazione in una giornata, in un weekend degli agriturismi. Volevo ringraziare proprio a partire i ristoranti che sono coinvolti e li cito: Villa Luisa Francesca, ristorante da Gerry, i Torretti, Osteria Iodo, cito anche l'Agriturismo Paradiso, Ostinati e ristorante La Panoramica. Come spesso può accadere, uno ritiene che queste serate siano momenti di convivialità, ma dico anche che un ristorante, un'attività, un pubblico esercizio che crede in questi tipi di prodotti, che li utilizza nel proprio menù, che mette insieme i vini del territorio, i prodotti del territorio e lo promuove non solo all'interno di un'iniziativa come questa che dà valore, ma li propone con ciclo e stagionalità in tutti i periodi dell'anno. Ritengo che quindi la formazione, la cultura, la preparazione che noi trasmettiamo come associazione sia proprio quella del rispetto, della valorizzazione. Arrivare alla seconda iniziativa, alla seconda tournée di questa campagna sia un grosso passo in avanti. Quest'anno coinvolgiamo anche più ristoranti rispetto allo scorso anno, cerchiamo sempre di unire quel grande territorio che spesso ci ragioniamo ed è Asolo e Montello. Non parliamo solo più di micro territori, ma parliamo di una grande area che è la fascia della Pedemontana. Ricordo, e ascoltando anche i numeri, che quell'area della Pedemontana del Grappa, grazie anche alle facilitazioni raggiunte con la Pedemontana e altre strutture che agevolano l'arrivo nei nostri territori, permettono sempre più anche ai nostri ristoranti e alle nostre attività di somministrazione, le attività ricettive, di saper accogliere, di poter accogliere un maggior numero di avventori. Quindi l'invito che l'associazione ha e che dà e trasmette ai propri soci è quello di credere e di diffondere questo tipo di occasioni. Da parte nostra, come detto, c'è la massima disponibilità a facilitare questo tipo di iniziative, a poter collaborare, a poter aiutare anche piccole realtà che si trovano a volte in territori o potenzialmente più di periferia rispetto alle grandi flussi di pubblico e di clienti, che quindi sono più facilitati, e credo che sia proprio anche un'opportunità per gli avventori che avranno il piacere da fine ottobre all'11 dicembre di poter assaggiare e degustare questo tipo di prodotti, conoscere anche queste particolarità dove spesso e volentieri si racchiudono anche dei luoghi storici del commercio e in cui la Regione crede e condivide da tempo anche questo tipo di aspetti e di potenzialità che ci sono dentro queste attività. Quindi ringrazio ancora la Strada del Vino, ringrazio la Regione per questa opportunità e buon proseguimento. Grazie Cristian. E chiedo adesso all'Orsi De Miranda, Presidente degli Agriturismi di Terra Nostra di Coldiretti Treviso, di raggiungerci sul palco. Vorrei dire che grazie anche a questo percorso con gli agriturismi abbiamo cominciato anche un percorso, diciamo, di formazione anche rispetto a quello che può essere una valorizzazione di prodotti che normalmente non utilizzano, come il tartufo de grappa e la recantina.
Su questo devo salutare e ringraziare anche la sommelier che ci accompagna, Lisiana Lazzarotto, perché bisogna anche dire che è chiaro che il vino va anche abbinato ai piatti e quindi anche il loro contributo è importante sullo sviluppo e la valorizzazione di questo. Contributo di cui Strada del Vino, di cui anche i consorzi, naturalmente anche il consorzio di tutela, si avvalgono per poter valorizzare al meglio i nostri vini. Prego Loris. Grazie Simone, grazie. Grazie per l'opportunità innanzitutto, grazie per l'invito di essere qui oggi e grazie appunto per l'opportunità di poter partecipare anche a questa rassegna. Noi siamo sempre sul territorio naturalmente e i nostri agriturismi nella zona del Grappa e del Montello sono un po' gli ambasciatori del gusto e delle tradizioni locali e soprattutto dei prodotti locali, prodotti a chilometri zero, prodotti che vengono prodotti e trasformati internamente nelle nostre aziende e che danno la possibilità di assaporare tutte quelle particolarità e tutte quelle caratteristiche che questa bellissima zona del Grappa e del Montello possono rappresentare. In questa rassegna appunto siamo stati coinvolti e ci fa piacere per avere appunto questa possibilità e anche questa, diciamo così, realtà di poter sviluppare e provare questi prodotti che, essendo anche di nicchia, essendo appunto poco conosciuti, possono dar modo anche di creare dei piatti nuovi, di creare comunque dei clienti nuovi che possono venire a trovarsi nei nostri locali e soprattutto nelle nostre aziende agricole. Gli agriturismi interessati sono 9, ve li posso elencare. Allora c'è Ca' Fossà a Borso del Grappa, c'è l'agriturismo La Baita a Crespano del Grappa, al Capitello a Monfumo, da Paradiso a San Zenone degli Erzelini, al Girasole a Croceda del Montello, da Paradiso a Nervisa della Battaglia, Bosco del Falco a Volpago del Montello, Rive Rosse a Volpago del Montello e Valle in Piano a Cornuda. Sono tutti quanti agriturismi che hanno al loro interno degli agri-chef, quasi tutti. Agri-chef sono questa, come posso dire, questa figura che tramite un percorso formativo di ben 150 ore riconosciuto anche dalla Regione Veneto ha la conoscenza dei prodotti, ha la conoscenza dei prodotti a chilometri zero, ma soprattutto dei prodotti certificati DOP, IGT, che in qualche maniera, no, anzi, che sicuramente danno la possibilità di portare il territorio all'interno del piatto. Sono delle persone che sapranno valorizzare e sapranno accogliere i clienti anche in questa particolarità di abbinare il tartufo, un prodotto molto importante che sta crescendo moltissimo, di abbinare il tartufo a questa recantina, un vino rosso spettacolare che aspetta solo di essere conosciuto e riscoperto. Grazie Simone, grazie intanto per il tuo lavoro che veramente sta portando grande visibilità nella tua zona, nella zona del Grappa, e buon lavoro. Grazie Loris per questa collaborazione. Anche qui quest'anno siamo partiti con 9, è una prova che facciamo, sono sicuro che l'anno prossimo riusciremo ad estenderlo sempre in weekend dedicato anche a numeri superiori. Io ne approfitterei per citare e ringraziare ancora, se abbiamo l'altra copertina, tutti quelli che sono gli attori tra sponsor, associazioni di categoria e patrocinanti di questa nostra iniziativa. Saluto anche che è qui con noi Claudio Crotti, rappresentante dell'Umpli, con cui sempre c'è una collaborazione fattiva con Strada del Vino. Ci ritorneremo con loro su altri progetti, soprattutto oggi dedicati al mondo dell'olio, che saranno in cantiere quest'autunno e la prossima primavera con Strada del Vino. E quindi ne approfitto per fare un ultimo saluto e ringraziare per questa partnership al Consorzio di Tutela Vini Asolo Montello, alla Confraternita dei Vini della Vite del Vino Asolo Montello, Confcommercio di Treviso, Coldiretti e Campagna Amica, Regione Veneto con il Consiglio regionale e il Tartufo del Grappa e l'Acqua di Fonte. Grazie ancora, vi aspettiamo, quindi seguiteci su tutti quelli che sono i canali social, sul sito della Strada del Vino, vi aspettiamo naturalmente alle 7 serate di gala che faremo, nonché nel weekend 20 e 23 di novembre nei vari agriturismi della Solana e del Montello. Grazie ancora e saremo nuovamente qui l'anno prossimo per presentare la terza edizione.